Whittens. È un piccolo villaggio inglese, posto vicino a un'ampia brughiera del distretto di Raydale, nel North Yorkshire. Nel 1924 la famiglia Bower, composta da 6 persone, si trasferì in una magione che sorgeva un po' scostata dal resto delle case del piccolo centro, di fronte alla vastità purpurea della brughiera. La famiglia Bower era molto benestante. Il capofamiglia, Henry, possedeva un'industria tessile molto florida. Oltre a lui e alla moglie Florence, a Whittens li seguirono i loro 4 figli: Henry Jr. di 16 anni, Violet di 11, Catherine di 7 e John di 4. Inoltre, con loro c'erano anche la tata Elizabeth Murray e il maggiordomo John Glow. Arrivati alla magione, che era cintata da un alto muro e conteneva un giardino, i Bower assunsero un ragazzo del posto, Tommy Dunny, perché si occupasse delle piante, e una ragazza di 17 anni, Mary Jane Hillstrom, per dare una mano alla governante. I Bower si trasferirono nella magione i primi di aprile e il signor Bower soggiornò lì per solo 2 settimane, prima che i suoi affari lo volessero a York, dove sorgeva la sua industria tessile. Tutto sembrava procedere non solo nel modo consueto, ma anche splendidamente, con la fabbrica che procedeva senza intoppi e la famiglia felicemente sistemata per l'estate. Fino a quando, un mattino nuvoloso del 27 aprile, il corriere non gli recapitò una lettera di sua moglie diversa da tutte quelle spedite in precedenza. Caro Henry, avrei di gran lunga preferito non doverti parlare di questo. Speravo che la situazione si risolvesse da sola, anzi, che non vi fosse affatto una situazione da risolvere. So bene quanto tu sia occupato e quanto tu sia di animo pragmatico, ma non ti avrei mai recapitato questa lettera se non fossi realmente preoccupata per me e per i nostri figli. Una settimana fa la nostra Katie è venuta a chiedermi chi fosse quello strano bambino che di notte sta seduto sul davanzale della stanza sua e del piccolo John. Io non sapevo cosa risponderle e, credendo fosse un suo gioco, non ho dato peso a quelle parole. Ma la stessa sera, mentre leggevo accanto al camino, Katie è venuta da me e mi ha detto che c'era di nuovo quel bambino nella sua stanza. Sono andata a controllare per farla stare tranquilla. Non c'era nessuno nella camera e John dormiva. Così ho messo a letto anche Katie, dicendole che aveva solo sognato quel bambino. La notte dopo fui svegliata da Violet. Sembrava davvero molto impaurita. Mi ha riferito che si era destata per un bisogno e che nel corridoio avevo visto un ragazzino dell'età di Katie, fermo, immobile, vicino a una finestra. Al che mi sono subito precipitata a destare Liz e John. Abbiamo perlustrato la casa, persino le cantine, ma non abbiamo trovato indizi della presenza di un estraneo. John ha pure controllato porte e finestre, nel caso fosse entrato da lì, ma erano tutte ben chiuse. Ho pensato che Violet fosse a conoscenza dei sogni di Katie e che avesse voluto fare uno scherzo, così l'ho rimproverata, ma lei ha insistito nel dire che lo aveva visto sul serio ed era subito corsa a chiamarmi. Ha inoltre riferito di uno strano particolare, ovvero che il bambino indossava vestiti laceri e sudici, aveva braccia e gambe nude e che la sua pelle le era apparsa di uno strano color verdino. Per 2 giorni siamo stati tranquilli, ma ieri sera, dopo il tramonto, Mary Jane è corsa in salotto in lacrime e molto spaventata, tanto da non riuscire più a parlare. Liz le ha dato un cordiale e solo allora si è calmata, raccontando che mentre era indaffarata a pulire i capponi per la cena, ha visto oltre il vetro di una finestra un ragazzino dal colorito verde che la fissava e con della densa schiuma alla bocca. Mary Jane è rimasta tanto sconvolta che ha preteso che John la riportasse subito al villaggio. So bene il tuo pensiero a riguardo a cose di tal fatta, ma ti pregherei di tornare qui al più presto possibile, se non altro per rincuorare i bambini e spiegare loro che qui non corrono alcun pericolo. La tua Flo. Uomo pragmatico e per nulla incline a cedere alle illogicità del paranormale, Bower, tuttavia, preferì assecondare la richiesta della moglie, in modo che ella e i suoi figli potessero tranquillizzarsi. Riuscì quindi a fare ritorno alla magione, trovando tutti in un clima di grande agitazione.
Florence gli raccontò che quel mattino, molto presto, lo strano bimbo verde era stato avvisato dalla governante sul pianerottolo. Elizabeth Murray, ruvida donna della Cornovaglia, non era tipa da farsi spaventare, ma la sua fede in Dio le imponeva, contrariamente a Bower, di credere anche nell'inspiegabile. Non aveva dubbi a riguardo al fatto che il misterioso bambino fosse un pixie, una sorta di elfo che talvolta gioca a tiri birboni ai danni degli esseri umani. Bower, sempre scettico, le proibì con molta decisione di alimentare le fantasie dei ragazzi con storie del genere. Trascorse qualche giorno senza che accadessero incidenti. Poi, una notte, il maggiordomo John si destò per aver udito fuori dalla stanza uno scalpiccio. Il suono di piccoli passi che correvano. Andò a guardare, ma non vide nessuno. Quando tornò a coricarsi, qualcuno bussò alla porta, ma ancora, quando andò ad aprire, non trovò nessuno. Decisamente inquieto, John Glow disse al signor Bower che aveva in animo di licenziarsi, se non avesse risolto il problema di quello che tutti ormai chiamavano il pixie. Sebbene ancor piuttosto scettico, convinto che la paura avesse fatto udire e vedere a tutti cose inesistenti, Bower acconsentì alla richiesta e si attivò per cercare qualcuno che potesse esser loro d'aiuto. Tornò a York e con non poco imbarazzo raccontò ai colleghi e amici della faccenda, e uno di loro, un avvocato di nome Charles Higgins, gli riferì di una donna irlandese che forse poteva essergli utile. Bower contattò la donna e nel frattempo un'altra missiva della moglie lo raggiunse. Caro Henry, siamo disperati. Ieri notte ho visto il bambino verde, che Dio mi perdoni. Stavo leggendo quando mi sono appisolata. Qualcosa mi ha destato, non posso essere sicura di ciò che ho visto. Il salotto era illuminato solo dal fuoco del caminetto. Era addossato allo stipite e faceva versi gorgoglianti. Mi sono messa a urlare, sono corsa ad accendere la luce, ma lui era già svanito. Ho fatto vestire i ragazzi e insieme a Liz e John siamo andati alla locanda. Ti sto scrivendo da lì ora. Ti prego, Henry, torna presto da noi. Bower non poteva più ignorare la situazione. Vero o no, quel bambino stava seriamente compromettendo la salute della sua famiglia. E se una ciarlatana irlandese era la soluzione al problema, allora l'avrebbe convocata. La medium era una donna di 50 anni che si chiamava Lorna Devin. Acconsentì dietro compenso ad aiutare i Bower e seguì Henry fino a Withens. La sera stessa volle ispezionare la casa da sola, mentre la famiglia più la governante e il maggiordomo attendevano ansiosi in salotto. Tornata dalla sua perlustrazione, Lorna Devin si fece raccontare da tutti cosa avessero visto e tutte le descrizioni coincidevano. Un ragazzino di 7-8 anni vestito in modo povero, con la pelle che tendeva al verdocchio. La medium prestò molta attenzione al più piccolo dei Bower, John, dal quale si fece dire con molta abilità che il bambino verde gli era apparso fin dai primi giorni in quella casa. Disse che parlava in modo strano e a volte sbavava e si lamentava tenendosi il ventre. John affermò anche che il bambino verde cercava un cavallo, anche se nessuno inizialmente sapeva cosa potesse significare. Lorna Devin fece sedere tutti attorno a un tavolo. Chiamò ripetutamente il bambino con voce dolce, assicurando che nessuno lo avrebbe maltrattato. Continuò a chiamare per quasi 20 minuti, fino a che non smise. Era come se fosse in ascolto di qualcosa. Ogni tanto annuiva, oppure i presenti la sentivano dire: «Non capisco, puoi ripetere?» Quel suo strano comportamento durò quasi un'ora. Alla fine, la medium si alzò e si fece accompagnare da Henry Bower e dal maggiordomo in giardino. Vicino a un punto, presso il muro di cinta, disse loro di scavare. I due uomini non protestarono e fecero come era stato detto. Scavarono a lungo, facendo un'ampia fossa di quasi 1,5 metri di profondità, al che
la medium li interruppe, saltò nel buco e prese lei stessa a scavare con le mani, fino a quando dal terreno non sbucò un oggetto in legno. Era la riproduzione di un cavallo, un giocattolo molto vecchio, quasi del tutto eroso. I Bower riferirono che dopo quella notte non furono mai più disturbati dalla strana piccola presenza. Il resoconto di questa storia fu trascritto da Violet Bower, pubblicato in un volume intitolato My Little Green Friend, inedito all'estero, che fece un discreto successo negli anni 60 del Novecento. Nei primi anni 90, però, uscì un articolo su una rivista inglese dove si affermava che la storia del bambino verde fosse tutta una montatura, architettata dalla moglie di Bower che, per via di una leve depressione, non tollerava la lontananza del marito e che, complici figli, aveva architettato la storia per indurlo a tornare da York. La casa dei Bower è stata oggetto di studio per anni, sebbene nessuno dei proprietari che li successero si lamentò mai a proposito di una presenza. Negli anni '80 una troupe televisiva condusse un documentario intitolato Who is the Green Child?, dove si tentava di scoprire l'identità del misterioso fantasma. Venne condotta un'indagine, si consultarono i catasti e ne risultò che nel 1801, dove la magione era stata edificata, sorgeva una fattoria appartenente a un tale James Pickering. Altre ricerche condussero al luogo di sepoltura di James Pickering e la sua famiglia. Il fattore aveva numerosi figli, uno dei quali, William, morì all'età di 9 anni. Ciononostante non si è del tutto certi che William Pickering sia il bambino verde. Le ricerche fecero emergere anche un fatto interessante. Nel 1878, quando la magione apparteneva a due ricchi coniugi di Londra, che però non vi si recavano quasi mai, il custode della dimora aveva più volte dichiarato che aveva spesso notato un ragazzino aggirarsi per il cortile oppure dentro la casa, ma che non era mai riuscito a capire chi fosse. Molti si sono chiesti come mai il bambino apparisse con quel colorito verdognolo e perché si comportasse in quel modo strano, sbavando e parlando in maniera incomprensibile. Taluni concordano con la teoria della governante Elizabeth Murray, la quale sosteneva che la creatura fosse in realtà una presenza dei boschi, un elfo dispettoso. Altri, invece, hanno dato spiegazioni più verosimili: manifestazioni di dolore, schiuma alla bocca, convulsioni, frasi sconnesse e colorito inusuale potrebbero essere riconducibili ai sintomi di qualche affezione che colpì il bambino verde in vita. In particolare, molti hanno sostenuto che il bambino fosse stato avvelenato con l'arsenico, che provocherebbe diarrea, vomito, dolori addominali, allucinazioni e, in alcuni casi, darebbe alla cute una tinta verde.